Oggi ci troviamo a Kamakana, che è il laboratorio di maschere mio e della mia famiglia, fondato nel 1984 dai miei genitori e un'altra coppia di amici, e qui a Venezia. E qui noi facciamo, produciamo e vendiamo le nostre maschere artigianali in cartapesta. La cartapesta è un materiale povero, semplice, ma con cui si realizzano tutte le maschere che noi facciamo, anche quelle più elaborate. Tutte le nostre maschere sono create in cartapesta dentro degli stampi di gesso, che sono dei negativi. Noi riempiamo questi stampi con diversi strati di carta, creando poi una pasta, appunto la cartapesta, e quando si asciuga, quando queste maschere si possono estrarre, a quel punto può cominciare la decorazione, che prende tantissime strade diverse e può essere fatta con diversi tipi di materiali. La mia giornata in laboratorio di solito si svolge così: apriamo sempre un po' tardi, alle 10, e noi abbiamo 2 laboratori e 2 negozi. Questi sono tutti insieme negli stessi 200 metri dello stesso quartiere a Venezia, e praticamente noi lavoriamo tutti i giorni alla creazione delle maschere, e quindi un giorno ci sarà da fare la cartapesta, un altro giorno ci sarà da fare l'imbiancatura, un altro giorno ci sarà da fare le decorazioni. Non sono solo io, siamo una squadra abbastanza grande, perché ci sono adesso 8 persone che lavorano con me in laboratorio, e poi ci sono invece quelli che raccontano la storia delle maschere, fanno fare le esperienze, fanno provare il mestiere del mascheraio per un giorno, e tutti quanti noi, appunto, a seconda della giornata abbiamo compiti diversi e diversi tipi di attività possibili. Perché tu so che fai anche i corsi. Esatto, noi facciamo i corsi, anche questi, tutti i giorni praticamente, sia per privati, per famiglie che vengono a trovarci e vogliono scoprire come fare la decorazione di una tipica maschera veneziana, e poi c'è anche invece dei gruppi organizzati, magari delle scuole o moltissime aziende che portano i loro impiegati, i loro lavoratori a Venezia come viaggio premio, e vogliono sperimentare qualcosa di veramente unico, qualcosa di veramente legato alla cultura locale di Venezia, e queste sono sicuramente le maschere in cartapesta. Allora, io qui ho uno stampo di una maschera, così come le facciamo per tutti i modelli che abbiamo. Qui c'è uno stampo in gesso, ok? È un negativo, e questo è riempito della carta blu speciale che utilizziamo, che si chiama carta lana. Con questa carta noi riempiamo più volte lo stampo in maniera specifica, ogni modello ha la sua combinazione di pezzi, e creiamo quindi uno strato sottile ma resistente di cartapesta, che quando si asciuga potrà essere estratto. Faccio vedere qua, ecco qua, e si vede quindi il positivo nuovo e il negativo che gli ha dato la forma. Questa è la maschera grezza proprio, in questo caso gli occhi sono già aperti, ma potrebbe avere gli occhi chiusi, quindi da tagliare, le narici ancora da aprire, essere smussata negli angoli e carteggiata per avere una superficie ancora più sottile, più liscia, coperta di bianco, e a quel punto è pronta per andare nel laboratorio della decorazione e essere finita in tante maniere diverse. Secondo me è importante venire da noi a Kamakana, perché è uno dei pochissimi laboratori a Venezia dove si può vedere tutto quanto il processo della creazione e decorazione delle maschere, cioè dallo stampo alla cartapesta, quindi la maschera grezza, fino alla maschera finita con diverse decorazioni e con diversi materiali. Quindi da noi uno può farsi l'idea di tutto quanto il processo, non solamente della parte finale, cioè quella della decorazione, che è più semplice da vedere, e in generale può anche apprezzare tutte le difficoltà e tutte l'artigianalità che c'è dietro a ogni singola maschera.